sono stata assunta con il ruolo di responsabile amministrativa, cosa che ho svolto per pochissimo tempo, perché gradualmente sono stata mobbizzata e demansionata fino allo svuotamento praticamente totale dei miei compiti. Elisa, 44 anni, ha lavorato 11 anni per un'azienda del veneziano che tra le varie cose si occupa di formazione, fornendo anche corsi anti-mobbing. Ironia della sorte, commenta la donna, proprio perché con me invece il mobbing l'hanno attuato. Il tutto è iniziato con, degli atteggiamenti, poco rispettosi nei miei confronti che l'ex titolare teneva, nei confronti di tutte le dipendenti, ma, soprattutto, con me perché avevo uno stretto contatto con lui. Non accettava il mio punto di vista, era sempre totalmente contrario a ciò che dicevo e quindi mi offendeva, mi denigrava e questo ormai era diventata una quotidianità. Diciamo che in tutti gli anni ho sempre sopportato perché per me lavorare era importante. La situazione è andata mano a mano peggiorando. Ad un certo punto gli spazi erano piccoli, l'azienda si stava appunto ingrandendo come dicevamo poco fa e quindi sono stati acquistati degli uffici più grandi, dove inizialmente io sono stata collocata con le mie 2 colleghe con cui lavoravo insieme. A un certo punto a Elisa vengono consegnati due richiami dall'assistente del titolare poco prima di terminare una giornata di lavoro. Il primo richiamo mi è stato contestato un errore bancario di aver erroneamente presentato 2 volte delle ricevute bancarie, precisando che comunque era un'operazione che ho svolto per 11 anni ogni mese per 2 aziende, quindi comunque un'operazione che non dico che sapevo fare ad occhi chiusi, ma quasi, e mi hanno contestato un danno economico di 35 €. L'altra invece è stato un mancato pagamento dell'IVA, successa 3 anni prima, nel mese appunto in cui c'era il Covid. A quel punto Elisa ha un crollo emotivo e fisico che le impedisce di rientrare al lavoro per circa 6 mesi e proprio in quel frangente viene licenziata. Così decide di procedere legalmente. Ho vinto con la sentenza di, licenziamento illegittimo, quindi l'azienda è stata condannata per licenziamento i illegittimo, per demansionamento del mio ruolo e anche per mobbing. L'azienda ora ha deciso di ricorrere in appello.